sembra che de te, sembra che de te, oh ah. Che devo fare? Metti a posto, gira il canale, non si Ma vede, vedi che... non si vede niente, non Ma si cosa vede. avete da vedere? Frego che se frego adesso. Frego e... Frego è. Frego e... Siamo Dai. Buonasera, Buonasera. bentornati a Frego, nuova settimana del Frego, è grande successo la settimana scorsa, tanti che mi hanno scritto, tanti che mi hanno telefonato, mi spero che voi altri ste bene, come che stiamo bene avanti, anzi no avanti bene. Ma come... ti più che bene, mi pare, cosa avete fatto? Ti hai messi sbiancati, si invecchiato tutto quanto d'un colpo, che ci fa un tremasso? Vanno avanti caro mio, è sempre qui la storia. Ea, siamo in braga di te, qua, faccia de toa. Salutiamo tutti quanti gli amici del Campo San Piero e anche Esatto. quelli del Bobo che settimana scorsa ne ha accolti con tanta gioia. Anzi, Siamo divertiti tutti quanti insieme. avevamo una sorpresa per quelli del Campo San Piero. Ascolta, dove sei a Vanessa? No, adesso go da puntualizzare questo fatto qua. Nosè sommare che ogni volta mi go da venire qua. Mi tocca arrivare prima. Chi sei che verse? Chi che verse? Chi sei che verse? Chi te verse? E perché mi tocca versare mi? avuto Chi che sei che versare sei il mi? parò? E ti sei messo il baron? Però mi tocca versare. Se non stiamo a fare discussione. No, posso venire lì. È qua che devo fare quello che dovevo fare prima. Vieni qua, gatto qua. Dica su qualcosa. Mi sento sul trono. Vieni qua, cara. Sentite pure come fa quello che te vuoi. Come cara, prima te mi Mi dici. piacere, sempre con queste parolacce qua tosa, a casa giovane, da vivere. Piuttosto, gatto qualche pettegoesso per noi altri. Beh, del sono una peo. persona nota Sì. di più. Gona. Te che è una roba. Ma da quando? Odierno? De oggi? Sì. Ah, la novità proprio di oggi, cos'è che c'è? E il noto cabarettista dei Bronze Querte Roberto Soldan, detto Querta o Contropeo, Sì. oggi compie gli anni. Ma dai, ma questa cosa è un scoop veramente. è un scoop. Scusa, ma quanti anni compie? Io so quanti. Quasi lo dico. Va bene Vanessa, mi penso che sia il momento che te vai a continuare a fare poesie e smargiassare che ha detto si larga sempre a tosa, invece hai visto come si comporta Cerco di bene. essere gentile, Invece non mi piace niente come che ti hai fatto l'estension oggi, non mi piace niente, non mi Per me sta a fiaetta e ti gasfibrai. Dai, pianco e ciacco e tosi perché a Carrega se voda perché aspettiamo un ospite importante oggi come tutti quanti gli altri giorni. Gli ospiti di Frego. Ma stavolta siamo andati a trovarlo fin Treviso, e si chiama Ghemo, il presidente nonché il fondatore della Congrega del Tabaro che si chiama Tiziano Spigariolo. Eccolo qua. Come si può parlare di Tabaro? Buonasera. Prego, grazie, comodi pure sul carregone qua. Netta. Sì, prego. Sento venuto per farti una spuntadina a barba che vedo che ti sia un po'. Tosati non stiamo a fare scherzi qua a barba. Come si tocca a barba? Non si tocca a barba, a barba si un fia come a me anima tutta risoeada. Sogno darmi una spuntadina a sti 4 sciotti che mi sarebbe stato. Invece va, mi moria. il taglio square, No, square, io no, scherzo, non mi toccare che avevo sto uomo qua. Invece mi volevo che te mi contassi una roba importante. Dimmi. Perché qua la gente che mi vede, che te vede arrivare tico sto tabaro, appena che uno nomina la parola tabaro, subito che sta un movimento a casa, capisci? Perché la gente non si ricorda più cosa che è sto tabaro, cosa è il tabaro, a cosa serve il tabaro, perché te che catta fuori di nuovo sto tabaro? E ora il tabaro, come che dice quei che si istruì, viene dal greco tab, più che cosa altro. Aro. Nel senso di arare? Nel senso di portare. È in pratica una roba che querse, ma tanto ben, perché che vuoi 6 metri di stoffa per farla. Per fare un tabaro. Per fare un tabaro, e dentro sto tabaro si mette di tutto. Perfino si sconde le tose. Beh, adesso non stiamo qua andiamo sul pesante, questa cosa deve no, niente robe nostre. Tipo una scusa, però qua adesso ti qua te che è un tabaro, da Siori vedo che te anche il coetin del peo, cioè te è una roba un po'. Il coeo del peo del Stracan. Ah, siamo sicuri che sei il peo del Stracan? Siamo sicuri per il Stracan. E qua hai altre particolarità il tabaro.
Beh, intanto è fatto da 2 mesi rode e dopo si rifinito tutto quanto a man e bordato. Ascolta, ma dimmi la verità, ma che sei ancora gente che se va in giro col tabaro lì un po'? E grazie a me la gente scommessa a portare al tabaro. Mise 28 anni che non ho paltò, che porto tabaro. E 2 anni fa ho scommessato a fare sti tabari. Ah, ti fai proprio ti fai sì, ti? Faccio sti tabari e la gente scommessa a portarli. Portiamo da qua e portiamo da là. A tal proposito, domenica 22 ottobre, sì, domenica che viene, abbiamo una grande mostra itinerante a Treviso, alla loggia del Palazzo dei 300, venite a trovare. E te che tabari e tante altre robe. Ma che ne parliamo questa roba qua? Invece ti sai che il nostro è un programma di notizie, che noi avanti qua da peo contro peo, guardiamo i giornali, tiriamo fuori la roba. Ti dispiace se che ne diciamo un po', che magari ti te commenti insieme con noi. Prego, Tosati, fai pur. Senti questa, prima paghi e poi consumi, non so se che letta anche a te. Autunno caldo per diverse migliaia di padovani, utenti dell'azienda del gas da riscaldamento, che ha ricevuto a boetta da pagare ancora prima di consumare una giossa di gas. Ma forse l'autunno gli era caldo e ora a mandare in anticipo a boetta. Secondo gli esperti si tratta di consumi presunti e aumenti invece quelli sicuri. Fatto sta che se paga in anticipo, dopo a fine si farà i conti e chi che ha da avere e chi ha da dare. In pratica questo qua è l'unico caso in cui un alto e un basso non fa un guaivo. Che se pare sta roba del gas se paga prima. Che andando col tabaro non ha problemi perché si scalda, giusto? Senza bisogno del gas. Questo è uno. Dopo ho visto una roba importante, che Rio e strade la gente scommessa a torse su tocchetti di legno. Ecco. Forse è un segnale. Io in cerca a tirare fuori a legna e carbone. Hai detto un'altra? Sì, questa qua. Aiuto insetti in pericolo di estinzione. Pochi sa che 2/3 delle specie viventi sono insetti. Infatti sono ben 800.000 le specie conosciute. Però molte meno le persone che si ha conoscenza del fatto che tanti insetti purtroppo desiderano estinguersi, come per esempio il grillo domestico. Gli unici che resistono sono qui che ha in testa un sacco di grilli patte, è tutto un grillamento tutta la notte, robe da matti. Tra insetti che desiderano sparire, che ne sei notissimi, come per esempio il macaone sardo, il coleottero carabo di Olimpia, la falena delle volture, sai quella che è la falena delle volture, no? Seria che farfaeta che prolifera nei studi dei notai e se magna a carta. La stregona dentellata, che sarebbe una cavaeta, e la vespa gigante pacifica e inoffensiva, sarebbe l'unica vespa che se fa i cazzi sui praticamente. Ma mi dico, ma per cosa da esistere gli unici insetti simpatici che sono in giro e che andare fuori? E invece se stermina, non so, se sterminasse per esempio le zanzare, tigri, oppure brespe pungigliate, i scarafaggi dei luamari, invece... Dunque la nostra che è una trasmissione del servizio, lanciamo un appello per salvare i grilli. Adottiamo i grilli! E anche le lucciole, casomai. Senti, noi altri vorremmo chiederti se siamo Dio salutarti, ma vorremmo chiederti se te torni a domani sera. Sicuro Tosati? Perché se sta un ben da Dio? No, perché no? e se anche caldo sì, te torni a domani sera così approfondiamo sto fatto del tabaro e mi conti tante altre robe. Perché noi adesso che avevamo una rubrica importante che si chiama E robe vecchie di una volta, è il corso de Veneto, pa Veneti e pa Foresti. Guardi con noi altri. Beh roba. Allora, eccoci qua col corso del Veneto e oggi naturalmente andiamo. Guarda come si incatia. Ha messo del tutto sta femmina. Andiamo qua perché un po' parliamo dell'anatomia. Ma che sta qualcuno che mi ha scritto questa settimana? Sì. Guarda che anatomia che dovevamo parlare, anatomia del corpo umano. Ecco qua, tantissimi mega scritto. Ecco qua per esempio Roberto tiene una cattiva, mentre quella è quante mi. Come si chiama sta qua? Allora, qua ne scrive Savio Maurizio di Vicenza, il qua a indovinare famose parole con 3S, squasse, sganassa, scassà.
scassà, che vuol dire un po', ecco. Dopo ne ha scritto un caro amico di Verona, Erbogasto Renzo de San Michele Extra, cosa ho detto qua? Un paese extra largo di Verona, e qua è anche io ne manda 3 parole con la S. E senti sta qua, Dolfini Jenny de Castelnuovo Bariano de Rovigo, vero? Che ha indovinato bere. Garofalin Simonetta de Selvazzano dentro, anche lei ha indovinato 3 parole con S, sesso, Cassacani e Strassa. Vedo quante parole con 3 S che sì. Va bene, non potremo leggerle tutte, tantissime indovinare, come Francescato Pietro da Bresseo, Alessandro Zoccarato da Pieve Curtarolo, Zoccarato Fulvio San Giuseppe Perdi, che sarebbe anche bello dirle tipo Strasse, Spussa, Scoasse, Sbrissare e tantissimi altri, Sganassada, Sbrissa, sto quasi del Campo San Piero, Sandro Marchi, e indovinare. Ecco, vediamo tutti quanti perché noi dobbiamo correre veloci per il nostro corso Veneto di oggi. Oggi è molto importante perché avevo annunciato una settimana speciale, e infatti è questa, cioè è il corso di anatomia del corpo umano veneto italiano. Andiamo quindi nel nostro qua tableon e cominciamo a dirvi come che si chiama le varie parti del corpo umano. Allora, si vede la bene. parte più importante chiaramente è a testa. A testa. Numero 1, testa. che in diretto si dice anche zagoa, altrimenti detta sentimenti, o caponara o succa. Guarda che bella succa, guarda che bella caponara, che cosa. Dentro la succa che se cosa è il cervello, ecco. Qua che abbiamo il numero 2 è l'occhio, dentro l'occhio che è a baiotta, che serve a guardare da qua e a andare su e su come baiotta degli occhi, vuol dire essere sempre in movimento. Mentre il numero 3 corrisponde a Reccia, che sarebbe un pochettino come il radar umano. Pantani è possessore del radar, tipo quelli dell'aeroporto del quadro dell'aereo. Come che si dice uno che ha Recce grande? Spanie, infatti anche questo qua è Recce Spanie. È il compito per casa di oggi, Vanessa, è così, indovinare un oggetto, una parola. Vedi, descrive la parola di indovinare se Gargato. Scritto, fai vedere bene. Ecco cosa qua. Seo è il gargato. Naturalmente chi che pensa di aver indovinato va da scrivere qua a Telenord Est, via Montesanto 5A 35030. telefonare, faxare, mandare email, emailare, faxare, telefonare, scrivere. Ecco. Vi sarà a nostra maglietta oppure a cassetta video, a musicassetta dei Bronze Querte e a tutti quanti a sganassada. E adesso è il momento. Aspetta, vieni qua un attimo. No, perché ogni volta. No, scusa. Che rumore è che ti è bronto da tutta panza? Cosa sei? Un movimento, non sento niente. Che sia notizie dall'interno. Andiamo a sentire. Andiamo a sentire. Ecco qua. Andiamo a sentire. Allora. Non so se ti lo sai, Roberto, ma pare che il 95% delle persone va in bagno per lesere, e lese in bagno. Giura? Cioè il lese solo che in bagno. Giura? Il 95% delle persone. In bagno. E pare che il 78% delle persone e idee più importanti che vi in bagno. Non so se ti ho sai queste robe qua. Anche a te? Queste robe qua? Mi idee mi sempre in bagno. In bagno. E dove sei che hai detto gli appunti sulla carta igienica? Senti che notizie che ho visto qua, guarda. Chi scivola, Xaria sbrissia, scivola, ecco, sulle foglie secche non ha diritto al risarcimento. A chi? Ecco, stai attenti a non sbrissiare sulle foglie morte, sulle foglie secche, perché ese tombue che puoi far male agli ossi, ma anche perché non si è previsto alcun risarcimento, capisci? Non è previsto alcun risarcimento per la scompiata. È colpa se solo che vostra, che dovevi stare più attenti. Questa è l'ultima sentenza della Cassazione. Con quante S? 8 S. Gatto vinto quante magliette con tutte S? Che come savi collabora ormai da tempo pieno con Frego per i testi. A Cassazione scrive dei chi testi veramente. E ora la questione viene fuori perché una pora vecchiotta che ieri andò a camminare col suo cagnetto, che aveva poi in mano sorretta da un bastone, si sbrissiato in marciapiede a Roma e si cascà
spaccandosi il femore. Naturalmente aveva denunciato il comune per via che i squassini noi aveva spassato bene il marciapiede e noi aveva cavato su e foglie secche e foglie morte. Ma la Cassazione ha detto niente da fare. Niente da fare. Se avete a cascà, è colpa della Teresina. Chi è sta Teresina? Ti spiego mia. Altra bella notizia. Allora, 20 anni di telefonate moleste. Questo non si fa. Solo che mezzo milione di multa per una femmina disgraziata che attempestava di telefonate mute a tutte le ore del giorno e della notte la famiglia dei vicini da casa. E il fatto capita qua a Rente, a Galzignano Terme, ma pensiamo che capita un po' in giro dappertutto. Chi è che non ha la vicina rompitotani, che ti spia tutto il giorno, che vuoi sapere sempre tu quello che fa, che mette sempre la lingua sui fatti tuoi? Chi è che non ha? 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 Invece tutti quanti. Comunque, stavolta, dopo 20 anni di squilli e dopo che i vicini molestati ormai disperati si erano rivolti ai carabinieri, a molestatrice, vero, sta cucà e denuncià. Purtroppo il giudice, anche in considerazione vero dell'età che aveva sta femmina, ecco, e ha condannato solo che a pagare una piccola multa di 500 carte da mie. Ma ecco. insomma, che pensemano altri de frego, De frego e a fare giustizia pubblicizzando il numero del telefono della molestatrice 0349 409 8611193. Ghetto molesta e adesso te molestemano altri. Così. Oh, puito. Vanessa va al telefono. Vai a vedere. Invece questo è il momento. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Non c'è nessuno, mi non so. Insomma, non c'è nessuno. Attento, volevo dirti, adesso c'è il momento più importante, per me ti sai par cosa, Perché? No? Che è il frego lotto! Il frego lotto! Allora, il fregolotto è importante perché? Perché come abbiamo detto l'altra volta, mandene i vostri messaggi. È successo che effettivamente Vanessa, cosa è successo? È successo che effettivamente ne sta una vincita. Sta una vincita? Serio? Pronto? Sì. Che sei la lettera? Volevo vedere la lettera. Eccola qua. Pronto? La lettera. No, Vanessa, non stai a rispondere? Chi voluto che sia. Allora, la vincita è questa, diciamo, la prova, lo scontrino dell'automatica lo conferma, 2, 3 e 89. Questo qua sta fatto un terno da parte de... non si può, diciamo solo il nome. Diciamo solo noi, sennò dopo tutti quanti dice che però facciamo vedere la lettera. Ecco, questo signor si chiama Franco da Padova. Dice ecco. però mi so a mamma de Franco. E ha vinto che ha fatto un terno secco grazie ai numeri che abbiamo mandato, no, che abbiamo suggerito altri. Lo dico per quei che se metti in contatto vede il programma per la prima volta, noi altri demo sempre da alcune settimane demo i numeri che sta estratti a Venezia 250 anni fa col primo lotto, il lotto storico. E anche stasera non vogliamo caucciù. E anche stasera vogliamo dare notizie, vero, una cinquina storica. Un'altra cinquina storica fatta a Venezia, demo dei numeri e mi raccomando, Zughei, SBCA, Girei, Petera, perché come avevi visto se puoi vincere. Sarà un caso, non sarà un caso, però tu hai nota, Vanessa? Questi qua sono estratti, io dico per la cronaca, sono estratti a Venezia nel 1811, 200 anni fa circa. Allora, i numeri che dovevi prendere nota e che dovevi giocare entro mercoledì sono i seguenti: 38, 28, 55, 12, 57. Vanessa, ti prego, ripeti i numeri. 38. Dai. Non ha scritto bene. 38, 28, 55, 12, 57. Noi con questo vi auguremo tanta fortuna, ma soprattutto tanta salute. Perché la salute è importante, come che diciamo noi altri a Frego, a salute è cui che caga, non è oro che li paga. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera.
sembra che de tea, ea, 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 sembra che de tea.